Siamo con Sebastian Koischen, attivista ASK. Ecco, questa mattina eravate in zona Arcella a Padova e eravate lì a sostenere una famiglia che rischiava lo sfratto, una famiglia di 5 persone. Com'è finita la vicenda? La vicenda di questa mattina fortunatamente è finita con un rinvio a marzo dello sfratto appunto di questo nucleo familiare composto da 5 persone, marito e moglie più 3 figli. Ma il problema dell'abitare è un problema molto più grande che esiste in questo momento nel nostro paese, nella nostra città. Un problema che da soli non si è più in grado di affrontare di fronte a un silenzio e a un menefreghismo totale da parte delle istituzioni e degli organi deputati ad affrontare questo genere di problematiche, e che abbiamo deciso come Assemblea Sociale per la Casa di affrontare mettendo insieme tanti nuclei familiari per difendersi a vicenda e per trovare delle soluzioni a vicenda, come abbiamo fatto in via Trieste, come abbiamo fatto in via Salandra con l'occupazione di palazzine lasciate sfitte da parte di fondazioni, grandi privati che speculano su il tessuto immobiliare cittadino, ma anche grazie appunto rinvii e ottenendo anche delle assegnazioni da parte dei comuni.